Va ora in onda Incontro con, diretto da Carmen Morandin. Buongiorno a tutti, dagli studi di Radio Conegliano Veneto Globe, Carmen Morandin vi augura una buona giornata. Oggi ho il piacere di avere qui con me il signor Arrigo Zanardo, presidente del Rotary Club Conegliano. Buongiorno signor Zanardo. Buongiorno. Signor Zanardo, cos'è il Rotary? Il Rotary è un'organizzazione mondiale, diciamo, che si occupa principalmente per fare dei service e nel rispetto etico e all'attenzione dei giovani. Riassumo brevemente, altrimenti dovrei leggere tutto questo libretto. No, facciamo pure una sintesi perché noi non abbiamo 2 giornate. No, lo so, grazie. Ecco, vive e portare avanti quella che è l'amicizia e la relazione tra i popoli nel rispetto appunto dell'amicizia e anche della pace. Questo è quello che è sostanzialmente il Rotary. Ma quando è nato il Rotary e dove? Il Rotary è nato nel 1905 a Chicago in America e è nato attraverso che cosa? L'incontro di 4 soci, 4 professionisti, il cui fondatore è stato Paul Harris, che in una serata si sono messi d'accordo di incontrarsi settimanalmente per parlare di che cosa poteva fare un club a servizio di altre persone. Ecco, e da lì è cominciato il Rotary, quindi abbiamo circa 125 anni oggi. Quindi, sì, giovani ma anziani. E a Conegliano quando si forma il primo club? Allora, Conegliano nasce nel 1991, anzi diciamo che è un gruppo è una gemmazione del club padrino Conegliano Vittorio Veneto, un primo gruppo di 10 persone capitanate in quel momento dall'avvocato Carlo Antoniazzi, era il 1991 nella primavera, e ha avuto la carta del Rotary International a novembre del 91. Il primo presidente dopo Carlo Antoniazzi è stato l'avvocato Giuseppe Piccoli, e oggi? che in quel momento aveva 29 soci. 29 soci. E attualmente quanti soci fanno parte del club? Attualmente abbiamo tra uomini e donne una 70ina di soci che partecipano alla nostra attività, diciamo. E quindi adesso mi pare di capire che c'è il Rotary Club Conegliano e il Rotary Club Vittorio Veneto Conegliano che si sono scissi. Sì, sono formati 2 club. Per ragioni di dimensione, diciamo, ecco. E poi ci sono comunque nella provincia di Treviso ci sono altri 10 club, dei quali 4 nella sinistra Piave, quindi aggiungiamo quello che è nato dopo di noi, il Rotary Club di Opitergino Mottense, a Oderzo, e il Treviso Piave, l'ultimo nato. A Conegliano però esistono anche il Rotaract, che è il Rotaract? Il Rotaract è l'associazione dei giovani del Rotary che vanno dai 19 ai 31 anni. Poi esiste anche l'Interact, che sono per i più giovani, giovanissimi, che arrivano fino a 18 anni. Quindi abbiamo queste 3 club, diciamo, che fanno parte della famiglia del Rotary. Insieme anche c'è l'Inner Wheel, cioè il club delle donne che sono della famiglia dei rotariani, che possono essere le mogli o familiari, sorelle. La settimana scorsa abbiamo avuto la signora Brugioni, che è la presidente appunto dell'Inner Wheel, e ci ha spiegato un po'. Perfetto, ecco. Grazie. Ma il vostro scopo esattamente qual è? Allora, lo scopo del Rotary è
servire al di sopra del proprio interesse, cioè rendersi disponibili attraverso la professionalità di ognuno di noi, che fanno parte del Rotary, sono imprenditori, professionisti e quant'altro, i quali mettono la loro capacità, la loro competenza a disposizione del club affinché ci siano dei service di cui con queste competenze si riesce a fare dei progetti e realizzarli soprattutto. E nel territorio quali service avete fatto? Cosa avete portato avanti? Diciamo che sicuramente ne abbiamo fatti tanti, però forse quello più conosciuto, che teniamo che sia più conosciuto, è sicuramente quello che è l'aspetto culturale, artistico, per quanto riguarda la facciata del Duomo del 1500, che è la più grande facciata affrescata del Veneto, fatta dal Pozzo Serato. Abbiamo provveduto a fare il restauro di questa facciata esterna. Poi abbiamo fatto anche il restauro degli arazzi della sala del capitolo, a fianco della sala dei battuti. Successivamente abbiamo fatto l'illuminazione della facciata del Duomo e della sala del capitolo, e poi con la collaborazione dell'Università degli Adulti e degli Anziani anche quello che è la gestione dei visitatori alla sala dei battuti e la sala del capitolo, che ha visto nel corso di questi ultimi anni circa 60.000 presenze, cosa sicuramente molto importante dal punto di vista numerico, se pensiamo che per anni la sala dei battuti è stata chiusa, quindi non visitata da persone, e questi visitatori, e li collego anche a un altro service che facciamo a Palazzo Sarcinelli, nel senso che nell'appoggiare le mostre di Palazzo Sarcinelli, quelle gestite dalla Civita Tre Venezie, in questo momento c'è la mostra dei Vivarini, ma anche altre mostre come sempre a Palazzo Sarcinelli nella sala del Novecento. L'ultima è stata anche quella del pittore e incisore Cesare Baldessin, e quindi via 20 settembre Contrada Grande è diciamo una zona che va sicuramente a premiare quella che è la rivisitazione del centro storico. Ecco. Ma e voi come vi finanziate? Allora, noi ci finanziamo attraverso quelle che sono le quote associative, diciamo, ognuno ha persa una quota associativa, la quale per buona parte, al di là della gestione, il ricavato viene usufruito per fare i service, dei progetti sostanzialmente. Abbiamo parlato di quelli passati. Io poi tra l'altro ho letto sul giornale la settimana scorsa, mi pare avete fatto il Rotary Day. Il Rotary Day. Allora, ce ne vuol parlare un attimino? Ecco, questo è proprio quello del Rotary Day che vediamo, e che abbiamo fatto appunto l'apertura della sede, che è questa sede, io dico prestigiosa, grazie a un nostro socio che ha messo a disposizione questa sede, che ricordo a tutti che è in fondo via 20 settembre, via Marco Beato Ongaro, e abbiamo aperto la sede per far vedere non solo la sede, i muri, ma anche tutti i maggiori service che abbiamo fatto. Quindi questa visita aveva anche uno scopo di raccogliere quelli che sono i telefonini usati, diciamo, o degli altri tablet o dei PC, perché la raccolta di questo, il frutto della raccolta sarà messa a beneficio di service umanitari, sia in Italia che all'estero. Ecco, abbiamo avuto nonostante il tempo, una buona partecipazione, ma soprattutto tanta gente che è venuta a portarci questi telefonini, chiamiamoli, e sono stati oltre 300 il primo giorno. Poi la cosa sta continuando e quindi pensiamo di fare un'ottima raccolta. Bene, e
Progetti futuri quali sono? Li conosce? Sì, avete già parlato? Sì, sì. Noi, allora, va detto innanzitutto che i service futuri verranno fatti anche dal nuovo presidente, perché noi, Rotary come rotazione, il presidente dura in carica un anno, partendo dal 1° di luglio e arrivando al 30 di giugno. Quindi in questo ambito ogni presidente porta avanti la sua storia, il suo progetto. Per esempio, nei prossimi mesi noi completeremo il service che abbiamo fatto per quanto riguarda un bel service importante, sempre riguardante il Duomo di Conegliano, nel senso che c'è un rosone, una vetrata artistica che viene realizzata dall'artista, il maestro Renato Varese, e poi all'azienda vetraria, leader del mercato, la Carron di Vicenza, dei fratelli Modolo. Questo per quanto riguarda quest'anno, ma non solo, poi c'è anche il progetto Scuola Sicura che prevede diciamo, il dono di un defibrillatore, del defibrillatore nelle scuole che in questo momento ancora non sono provviste di questo, e con il liceo classico se posso dire che continuerà, che c'è adesso, ma c'è da qualche anno, ma che continuerà, che è importante, rivolto verso i giovani, è sicuramente quello dell'Ascolta Giovani, fatto di concerto in collaborazione con l'Informa Giovani del Comune di Conegliano, dove prestiamo ascolto a laureandi e diplomandi, il loro approccio per il prossimo entrata nel mondo del lavoro. Abbiamo anche qui, nel corso di questi, e lo facciamo sempre di sabato mattina, dove alcuni di noi soci si rendono disponibili a secondo della propria materia a parlare con a conferire con questi giovani, e ne abbiamo incontrati circa 2500 nel periodo. È una cosa molto interessante, perché questi giovani sono un attimo così in questo momento sperduti, ma non sanno come approcciarsi con l'imprenditore quando cercano il primo lavoro, non sanno, tante volte vedo, non sanno neanche come presentarsi e preparare il curriculum. E quindi c'è anche questo opuscoletto appunto che parla come questo ci si approccia. è molto interessante sicuramente, perché e questo da quanto tempo lo state facendo? Questo qui sono 14 anni. Però. Sono 14 anni che lo facciamo. È molto molto interessante, bravi. Ma senta, quali requisiti servono per poter aderire al vostro club? Diciamo che i requisiti sono guidati dallo statuto e dal regolamento. Al di là di questo ci deve essere avviene per cooptazione, nel senso che c'è un proponente, un socio proponente di una persona. Questa persona si farà un esame della domanda, e se l'approvazione del consiglio direttivo e di tutti i soci del club avrà esito positivo, in una serata faremo quella che la chiamiamo la spillatura, nel senso della posizione del distintivo con la presenza delle nostre autorità, se così vogliamo. Se ho capito bene, un socio deve presentare la persona, il nuovo, diciamolo così. E quindi poi viene vagliato giustamente, perché se è un delinquente non farà parte del vostro club. Sì, deve avere delle rispondenze etiche, diciamo. Esattamente, ecco. esattamente. E anche delle competenze che non siano possibilmente le
possibilmente un po' diverse di quelle che già esistono nel club, per avere quel mix di beneficio a favore di tutti, sostanzialmente. E se possiamo chiedere, Sì. quanto costa la tessera associativa all'anno? La tessera associativa all'anno, che prevede ogni settimana un incontro, ha un costo, diciamo, abbastanza sostenuto, perché dobbiamo anche, al di là della gestione, dobbiamo Certo, fare anche i se service. fate dei service così importanti Sì, è ovvio esatto. che Sono in qualche service, modo... sono service veramente importanti per questo. Sì. Comunque. Ascolti, lei mi diceva che è il presidente, sarà presidente fino al 30 giugno. Avete già il presidente incoming? Chi sarà il prossimo Il presidente? prossimo presidente incoming è esattamente Carlos Dos Santos, Veloso Dos Santos, che è un imprenditore. Lui è di origine, diciamo, portoghese, ma ha l'azienda qui in zona. Sì, conosciamo che fa Tappi, si esatto, lavora il esatto, sughero. sì. Benissimo, dove avete la sede? Lo abbiamo già detto, avete fatto anche il giorno della sede aperta, porte aperte, come l'avete chiamato. Mi pare che abbiamo parlato un po' di tutto, anche perché appunto il discorso, quando parli del Rotary, la maggior parte della gente, ma cos'è sto Rotary? Chi c'è sto Rotary? Cosa fanno? Sono i soliti che vanno a mangiare e a bere e non fanno altro. E invece abbiamo spiegato bene quali sono i principi del Rotary, che non sono quelli di andare anche ovviamente del conviviale sicuramente, però Sì, abbiamo capito che avete dato lustro alla nostra città. alla nostra via un po' così dimenticata. Ecco. Sì, Ok. Signor Zanardo, se mi permette, aggiungere assolutamente altre sì. due cose. Evidentemente nelle conviviali che facciamo, perché le facciamo anche quelle, le facciamo in occasione di che cosa? Di eventi che ci sono dei relatori, che possono essere di argomenti i più disparati, ma sicuramente interessanti. Che cosa possono riguardare? Possono riguardare la vita sociale, gli avvenimenti che sono in corso. In questo periodo qui abbiamo fatto veramente degli incontri molto importanti, e questo ci aiuta anche a maturare delle idee per fare nuovi progetti. Questo. Ultimamente? Ultimamente abbiamo avuto per esempio il giornalista Edoardo Pittalis, che ha presentato un suo libro, ma è un suo libro che è legato anche alla storia del territorio, nel senso si chiama Rosso Piave, nel senso che è legato un po' al vino, ma anche al rosso del fiume, ricordando la Grande Guerra, come abbiamo avuto parecchi combattimenti qui, insomma, ecco, e quindi racconta tutto questo. E tutto questo ci fa capire che sono passati 100 anni da allora, ma anche ancora oggi ci sono tante guerre che andrebbero invece chiuse, diciamo. Ecco, Purtroppo sì. Purtroppo Questo sì. è un discorso, come dice il Papa, la terza guerra mondiale è a pezzettini. A proposito del Papa, volevo dire... Invitate pure lui? Lo sa che... No, l'ho saputo di recente, perché lui non ne fa chiaramente una pubblicità, però diciamo, lui è un rotariano, come si dice? Un rotariano... mi sfugge, un rotariano, un amico rotariano, mettiamola così, insomma, ecco, quando era in Argentina, lui era socio onorario, un socio onorario del Rotary. E in occasione del 30 aprile, diciamo, il presidente mondiale del Rotary verrà a Roma, e tutti i rotariani sono invitati dal Papa, presso il Papa, e quindi andrete in udienza dal Papa. Andremo in udienza dal Papa il 30 aprile prossimo, quindi questo per dire, insomma, così. Poi volevo aggiungere alcuni service che mi sembrano, diciamo, importanti, che sono
quello dell'attenzione, del coinvolgimento dei giovani della Fondazione Bernardi, che è un'associazione qui a Parè, diciamo, no? Ecco, quindi attraverso proprio i nostri giovani del Rotaract che c'è questa collaborazione con questi altri giovani. Un altro service è il service dell'affresco, la scuola dell'affresco, che è stata fondata dal nostro club in collaborazione con il Rotary Club di Feltre e di cui proprio il 2 aprile si terrà un evento diciamo distrettuale, significa delle 3 regioni di cui noi facciamo parte. Ecco, non so se poi ci sia altro, cioè, le cose da dire sono molte. Quello che eventualmente il pubblico vuole sapere, vuole conoscerci, vuole incontrarci, lo può fare attraverso quello che è il nostro indirizzo email della segreteria. Quindi la segreteria è rotaryconegliano@gmail.com, rotaryconegliano@gmail.com. Il telefono, qualora occorresse, per la segreteria 0438 41 0061. Benissimo, signor Zanardo. Sicuramente del Rotary ci sarebbe ancora molto da parlare, però ovviamente noi lo spazio ce l'abbiamo limitato. Nulla vieta però che ci si rincontri un'altra volta e che parliamo ancora di questo Rotary. Io a questo punto la saluto, è stato un piacere averla con noi, saluto i nostri telespettatori. Vi auguro ancora una buona giornata e buongiorno a lei. Grazie per la Arrivederci. partecipazione. Grazie, buongiorno. Avete ascoltato Incontro con, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.